Parla. 7 febbraio 2021, Portogruaro contro Corte. Qualche ci stanno seguendo adesso. No, scusa, prima tu parti e io in mezzo alle formazioni. Allora. Buongiorno a tutti da Davide Gasparotto, siamo allo stadio Mecchia di Portogruaro, 7 febbraio 2021, la partita di oggi è Portogruaro femminile contro Atletico Oristano, ottava giornata del campionato di Serie C. Andiamo a leggere le formazioni che scenderanno in campo quest'oggi, sono già ufficiali. Portogruaro che scende in campo con la seguente formazione: Comacchio in porta, difesa Battiston, Matiz, Spollero, Volpatti e Longato. Centrocampo invece sarà formato da Spollero, Novellino e Finotto. Attacco invece con Furlanis, Feletti e Nodale. Mentre invece l'Atletico Oristano, guidato da Luigi Avellino, vede Deiana in porta, poi una formazione che si schiera con il 4-3-3. Andiamo a leggere anche questa. Dunque con una difesa a 4 formata da destra verso sinistra da Filippo, poi Senes, Farris e l'esterno basso sinistro sarà Dessì. Centrocampo a 3 con Guidacciolu, Catte e Piras. In attacco invece Giorgia Casula, Mattana, la bomber della squadra, e Maila Laura Cocco. Questo sarà l'11 che scenderà in campo dunque per le sarde. Una partita molto importante per quanto riguarda la classifica, non solo appunto per la posizione delle due squadre. L'Oristano arriva con 7 punti a questa gara, ma con anche 2 recuperi ancora da completare. Oristano dunque a 7 punti, mentre invece il Portogruaro arriva con 4, ma soprattutto arriva forte della prima vittoria della sua storia in Serie C, ottenuta la scorsa settimana a Isera, sul campo di una diretta concorrente per la lotta salvezza. Una vittoria ottenuta con il gol di Albule Nagashi e con anche un rigore sbagliato da parte della formazione di casa, appunto dell'Isera. Ora però concentriamoci su questa partita, Portogruaro contro Atletico Oristano, una partita appunto decisiva, dicevamo, non solo per l'incrocio che vedremo oggi al Mecchia, ma anche per i risultati che potrebbero sortire dalle altre partite che andranno in onda però oggi pomeriggio. Stiamo parlando soprattutto di Spal Le Torri, uno scontro diretto tra le ultime due, delle quali le Granata potrebbero approfittare facendo punti quest'oggi. Ricordiamo appunto Portogruaro a 4 punti, anche a 4 punti l'Isera, Spal a 2 punti, Le Torri a 1 punto. Queste sono le squadre che si stanno contendendo la lotta per la salvezza in questo momento, e dunque scontro diretto Spal Le Torri di oggi pomeriggio che il Portogruaro potrà sfruttare facendo punti quest'oggi. Partita importante però anche per l'Atletico Oristano, che può sfruttare scontri in vetta che potrebbero fare accorciare le ragazze di Luigi Avellino. Partite come appunto Cortefranca Brixen, che sono appunto 2 contendenti dirette, Cortefranca primo, Brixen terzo, contendenti dirette per la promozione, ma possiamo anche vedere ad esempio Trento-Venezia, e in particolare anche il giorno di riposo della Triestina potrebbe anche in questo caso dare uno spazio all'Atletico Oristano per ricavarsi un posto tra le prime. Ricordiamo che facendo punti si avvicinerebbe al Padova, che è impegnato però sul campo, è impegnato sul campo di casa, il Padova, contro l'Isera. Portogruaro dunque che arrivava con alcune giocatrici in forze, in effetti Gashi non ce l'ha fatta, non sarà della partita, così come Chiarot. Invece Longato ce la fa, stringe i denti e riesce ad essere in campo presente dal primo minuto. Invece Cortefranca con la formazione tipo, non ci sono assenze particolari, dunque partita che sta per cominciare agli ordini del direttore di gara Marco Zini della sezione D.
Udine. Dunque partita che è cominciata in questo momento. Sarà una partita molto importante, in particolare per il Portogruaro, che ha l'occasione di sfruttare appunto l'ondata positiva che le deriva dalla prima vittoria della settimana scorsa, e soprattutto potrebbe inanellare un bel filotto, visto che la settimana prossima sarà impegnata con il Le Torri fuori casa. Portogruaro che comincia subito all'attacco con un calcio d'angolo, lo va a battere Furlanis, battuto corto per Novellino, ritorna il pallone per Furlanis, traversone con il sinistro un po' lungo, manca il pallone Spollero, però Nodale riesce a controllarlo, recupera però il centrocampo delle sarde con questo lancio in profondità per la numero 20 Mattana che con 6 gol guida la classifica capocannonieri della squadra di Luigi Avellino. Vediamo ancora l'Atletico Oristano con la numero 5. Si tratta in particolare, vediamo, adesso dobbiamo anche un attimo abituarci con i numeri delle maglie. Sarà dunque calcio di punizione per l'Atletico Oristano, andrà a batterlo proprio la numero 20 Mattana. Calcio di punizione dalla tre quarti campo del Portogruaro. Vediamo, si muovono in area diverse giocatrici. Non è rinviato da Spollero, stoppa Feletti che non era al massimo in settimana, ma è riuscita a farcela ad essere dal primo minuto titolare. Palla in profondità per Furlanis a cercare Finotto, però palla bloccata da Deiana. Comunque pallone che viene giocato dall'Atletico Oristano, che prova ad impostare dal basso. Novellino non riesce a intercettare, allora Mattana riesce a toccare all'indietro per il numero 8 Quidacciolu. Questi per numero 10 Catte. Giro palla che porta sulla fascia destra a distendersi l'azione dell'Atletico Oristano. Parte il traversone, c'è in mezzo Mattana, pallone che però scorre, c'è la numero 5 che rincorre la sfera, Matiz su di lei. Vediamo, prova a puntare, cerca il traversone, il colpo di testa girato sempre di Mattana, se non andiamo errati, che ha cercato subito il colpo vincente. Possiamo già vedere come sono schierate le formazioni in campo. Il 4-3-3 in particolare dell'Atletico Oristano, che vede al centro del proprio attacco la numero 23 Cocco, anzi scusate, la numero 5 Cocco, e ai suoi lati invece ci sono appunto a sinistra Mattana e dall'altra parte Dessì per il momento. Vedremo se ci saranno dei cambiamenti però di formazione in corsa. Invece Portogruaro che si schiera anch'esso con un 4-3-3 con Novellino e Nodale che sono le mezze ali, Spollero invece vertice basso, appunto tridente con Feletti, Furlanis e Finotto, le 3 F. Pallone in profondità, ecco proprio Furlanis prova a lavorare questo pallone, riesce a infilarsi tra sé e Filippo, che però la chiude in rimessa laterale. Portogruaro che ha cominciato subito in avanti, proponendosi già sulle fasce, prima a sinistra poi a destra. Vedremo quale sarà l'apporto delle due ali. Ricordiamo Portogruaro che fa sempre molto affidamento sulle discese dei suoi attaccanti esterni. Dunque invece centrocampo dell'Oristano che si modella con, vediamo, Guidacciolu e poi anche Catte insieme al numero 15 Piras. Dunque formazioni speculari che si fronteggiano. Ecco proprio Mattana che da sinistra converge sempre verso il centro, lasciando libero lo spazio per la discesa del numero 8 Guidacciolu. Il tocco però era per l'esterno numero 11 Dessì, che non ha accompagnato a sinistra, e dunque Novellino che ha recuperato il pallone, lanciato in avanti a cercare Feletti, impreciso, riesce a chiudere il centrale dell'Atletico Oristano, in particolare la numero 13 Marina Senes, e dunque rimessa laterale. Vedremo come le due formazioni cercheranno di impostare le proprie azioni. Primi minuti di studio
si deve fare anche i conti con un campo che è quello del Mechia, che per adesso sta reggendo bene l'urto della pioggia che da oggi si è battuta su Portogruaro. Ieri non ha piovuto, per il momento appunto il terreno sembra non stare risentendo particolarmente delle condizioni atmosferiche. Vedremo in seguito, in particolare nel secondo tempo. Sbaglia qui Feletti, un pallone molto pericoloso, allora può ripartire l'Atletico Oristano, la numero 9 Casula, tocco esterno per la salita di Filippo che lotta con la concorrente Longato, prova la conclusione da fuori, l'Atletico Oristano ha rinviato Longato, c'è Novellino che prova a toccare in avanti, trovata Feletti, deve combattere a centrocampo con diverse giocatrici dell'Oristano che riescono a recuperare palla e a uscirne anche notevolmente buono questa volta il possesso palla da parte della numero 10 Catte, che con eleganza è riuscita a servire la 13 Senes, allarga sulla destra per il controllo da parte di Filippo, può salire allora l'azione dell'Oristano che però ha già perso palla, allora Furlanis fermata però dall'avanzata dall'anticipo di un difensore dell'Atletico Oristano. Vediamo qui da Ciolu, errore in impostazione, lancio di prima di Furlanis a cercare la corsa di Finotto, è più veloce di Senes, Finotto può presentarsi davanti alla porta e il tiro, pallone che finisce fuori, forse c'è una deviazione di Deiana, ma prima occasione per il Portogruaro con la discesa di Finotto. Sì, sarà anche calcio d'angolo. Ora Portogruaro subito in avanti con la palla persa da qui da Ciolu e Finotto servita da Furlanis che ha trovato un grande corridoio di prima per l'avanzata di Finotto. Potrebbe essere una delle chiavi della partita la capacità di Finotto di andare in profondità, dovranno essere ovviamente brave le ragazze del Porto a servirla con precisione. Allora ecco il calcio d'angolo, è partito il traversone, Feletti riesce a colpire di testa, ha crossato bene Finotto, ha trovato anche la testa di Feletti, però pallone che è schizzato alto. Quindi prima occasione della partita per il Portogruaro e Oristano che adesso ripartirà da un rinvio dal fondo battuto dalla giovanissima Marica Deiana. Attenzione però, subito il pressing del Portogruaro portato molto molto alto, Farris deve disimpegnarsi con un po' di fatica e allora recupero di Battiston, ma il pallone che però ritorna ancora in possesso delle sarde, non riescono però a far filtrare il pallone, dunque Novellino nel cerchio di centrocampo allarga per Matiz che deve sforzarsi per arrivare su questo pallone non troppo preciso e attenzione perché c'è l'impostazione da parte dell'Atletico Oristano che può andare in contropiede con Mattana, ritorna adesso Matiz e Spollero con un grande intervento riesce a togliere il pallone dal possesso di Mattana, poi Volpatti e Mattana che combattono, l'ultimo tocco è della Granata, sarà rimessa laterale, ma Portogruaro che ha rischiato moltissimo con il lancio di Novellino intuito dalla numero 11 Dessì che ha impostato subito per Mattana. È stata brava comunque a rientrare la difesa del Portogruaro, in particolare Spollero che con una scivolata molto precisa ha tolto il pallone sventando la minaccia. Sbaglia qui il controllo Cocco, il rilancio però è impreciso da parte del centrocampo del Portogruaro. Allora ancora qui da Ciolu, pallone per la numero 11 Dessì che salta a Novellino, pallone sul sinistro, c'è il tocco con la mano abbastanza evidente di Spollero, sarà calcio di punizione da posizione pericolosa per l'Atletico Oristano. L'Atletico Oristano che prova a rispondere all'occasione di Finotto con questo calcio da fermo, lo va a battere Mattana che finora si è incaricata di tutti i tiri franchi per le sarde. Barriera a 3 disposta da Comacchio che si mette al centro della porta, invece barriera a 2 di disturbo disposta dall'Atletico Oristano. Batte Mattana, c'è una deviazione che spiazza Comacchio e l'Atletico Oristano è in vantaggio. La deviazione da parte della barriera del Portogruaro che ha spiazzato Comacchio che si era gettato dall'altra parte. Probabilmente Finotto ha sfortunatamente deviato la traiettoria di Mattana che è cambiata, ha cambiato completamente passando da una traiettoria alta sopra la barriera a una invece sul palo del portiere. Non ci ha potuto fare nulla Comacchio. Dunque vantaggio
vantaggio dunque dell'Atletico Oristano. Vantaggio dunque dell'Atletico Oristano, che sblocca la gara col primo tiro in porta. E dunque Atletico Oristano che sblocca con questa sfortunata deviazione appunto la gara al minuto 10. Il gol però è da assegnare probabilmente a Mattana, che aveva senz'altro calciato in porta, se però la deviazione di probabilmente Finotto è stata decisiva, perché ha messo completamente fuori causa Comacchio, che aveva intuito il tiro iniziale di Mattana, ma è stato appunto messo fuori causa dalla deviazione di Finotto. Ora Portogruaro che sfortunatamente va sotto e si trova nella situazione di dover rincorrere. Portogruaro che però si è portato subito in avanti. Battuta la rimessa laterale, c'è Furlanis che può giocare il pallone all'indietro per Battiston, si alza un campanile, va a lottare Feletti, però a difendere il pallone, rilanciato dalla difesa con il tiro di Spollero, che è stato però bloccato da Deiana. E dunque adesso Atletico Oristano che dopo questo vantaggio continua il suo possesso palla, partendo come sempre dal basso, dai suoi esterni bassi. Lancio a tagliare il campo, a cercare Mattana, manca Matiz, si apre un'autostrada per Mattana, ritorna Matiz, saltato però da Mattana, salta anche Volpatti, il tiro e non riesce, salvataggio di Matiz. 2-0, 1-2 devastante da parte dell'Atletico Oristano. Ancora Mattana, lanciata in contropiede molto bene dalla sua compagna numero 9, Chiara Dessì. E ancora una volta appunto Mattana che punisce le Granata. Non è riuscita a chiudere Matiz né la prima né la seconda volta, e Mattana dunque sale a 8 reti in campionato, sempre più capocannoniere della formazione sarda. Marta Mattana, partita che si mette molto in salita per le Granata. Peggiore inizio non poteva esserci per la formazione di Moreno Tomasello. Dice giochiamola Moreno Tomasello, non bisogna perdere la calma perché c'è ancora tutta un'intera partita da giocare. E ricordiamo che il Portogruaro nella prima gara di campionato proprio qui in casa contro la Spal era andata sotto subito per 0-2, però era riuscita a recuperare pareggiando i conti. Giro palla del Portogruaro che porta Volpatti ad impostare, pallone in orizzontale a metà tra Finotto e Matiz. Ecco il tocco proprio per il terzino Granata, lancio in profondità per Finotto che non trova la numero 11 Granata. Rimessa laterale per l'Atletico Oristano. Momenti iniziali di smarrimento da parte del Portogruaro, che ha subito questa doccia fredda. Non è facile reagire, viste anche appunto le assenze, come dicevamo. Manca Gashi, manca anche Chiarotto che aveva giocato bene in difesa la settimana scorsa. Per fortuna c'è Longato che è riuscita a stringere i denti ad essere presente. Partita tutta in salita per il Portogruaro. Atletico Oristano che nella prossima gara sarà impegnato contro il Trento, una partita contro una concorrente diretta, possiamo dire, delle ragazze di Luigi Avellino, tecnico confermato rispetto alla scorsa stagione, quando si era insediato sulla panchina sarda a dicembre.
Anche Mattana era arrivata nel dicembre della scorsa stagione, dopo una parentesi alla Novese in Serie B, è tornata all'Ovile e sta dando questo ritorno sicuramente i frutti. Mattana che ha cominciato questa stagione dall'inizio, appunto è capocannoniere con 8 reti e il numero 20, nonostante sia 97, è una delle giocatrici più esperte di questa formazione, che ha un'età media bassissima, 18 anni. Sono tantissime le giovanissime in campo, a partire dal portiere Deiana, ma possiamo vedere anche per esempio Filippo, Meloni, insomma Meloni che parte dalla panchina. Vediamo adesso il Longato che con una conclusione da fuori ha cercato di trovare i pali della porta difesi da Deiana, promossa dalla Under 17 quest'anno. Vedete come spesso l'Atletico Oristano non rinvia immediatamente il pallone con il portiere, ma tenta la giocata sul corto con una delle due centrali. Adesso Mattana che si sta rivelando un rebus molto difficile da risolvere perché si sposta continuamente, lei e anche la sua compagna di reparto. In particolare il numero 5 Cocco si scambiano spesso di posizione, risultano difficili da marcare per i difensori del Portogruaro, che adesso imposta con Spollero, posizione di regista, tocco per Furlanis che si è abbassata per cercare il pallone. Ecco Novellino, deve saltare però la pressione di Guidacciolu, lo fa bene, c'è Aurora Finotto che scatta in profondità, non lo serve Novellino, anche Furlanis si infila, però il pallone viene rinviato da Senes e dunque Atletico Oristano che con la numero 15 Piras riesce ancora una volta a impostare la propria azione. Sale a destra Filippo e si fa incontro nodale, tocco centrale per la numero 15 che tocca centralmente per, attenzione a Casula per Mattana. Di prima aveva cercato lo scambio ancora con la numero 9, ovvero sia Casula, ma è stata attenta questa volta la difesa del Portogruaro. Furlanis prova a difendere un pallone in uscita, sarà calcio di punizione, commesso fallo su di lei. Portogruaro che dunque riesce a salire grazie a questo calcio di punizione, battuto subito. C'è Nodale che cerca in profondità Feletti, non trovata. Fanno fatica le giocatrici del Portogruaro a trovare le misure. Si prova ad avanzare, Finotto in ripiegamento la chiude. Sarà rimessa laterale per l'Atletico di Oristano che si ripropone in avanti. Vedremo anche come cambierà con il passare dei minuti l'approccio alla gara. Sono entrambe due squadre che stiamo vedendo giocano molto palla a terra. Per adesso il campo non sta ponendo difficoltà a questa manovra bassa, ma non è escluso che con il passare dei tempi la situazione si complichi. Attenzione però al traversone a cercare Casula, che però era in posizione di offside segnalata dall'arbitro, che ricordiamolo è il signor Marco Zini, la sezione di Udine, assistito da Liotto e Alvise, entrambi della sezione di Mestre. Sarà da ribattere la punizione. Sarà da ribattere la punizione in favore del Portogruaro. Centrale per Longato, non trova nessuno. È ben messo in campo l'Atletico Oristano, non dà punti di riferimento alle Granata. Novellino perde il pallone dato il pressing alto, attenzione a Cocco che cerca la conclusione centrale, però para Comacchio e fa fatica il Portogruaro ad impostare, perché la pressione dell'Atletico Oristano è molta e servono appunto dei ripiegamenti delle sue ali esterne come Finotto, come Furlanis, per riuscire a trovare un po' di respiro alla manovra. Adesso Feletti lotta, tocca indietro per Novellino, lancio in profondità. Furlanis, difficile il controllo, addomestica il pallone. Finotto, anzi Furlanis cerca un'alternativa per Novellino, tocco per Spollero, pressata dalla numero 15 Piras, tocco all'indietro per Volpatti, da questi per Longato, pericolosa questo giro palla orizzontale e sfera che allora finisce nei piedi dell'Atletico di Oristano, lancio però impreciso.
sarà di nuovo rimessa laterale per il Portogruaro, ma dalla parte opposta del campo. E in particolare il centrocampo dell'Atletico Oristano, che sta mettendo in grossa difficoltà le avversarie. Perché con appunto tre giocatrici messe a specchio, e anche con Cocco che spesso arretra, riesce a mettere in seria difficoltà il centrocampo del Portogruaro, che ha anche delle distanze molto lunghe tra le diverse giocatrici, e dunque fa anche fatica a comunicare appunto tra le varie centrocampiste. Recupera ancora palla da parte dell'Atletico Oristano con Catte, pallone in profondità per la numero 9, in particolare Dessì. Buona la copertura però di Volpatti. Allora Portogruaro che riparte ancora con Longato, cercata molto nell'imposizione dal basso Matiz. C'è un intervento da parte di Mattana che però non è giudicato falloso da parte dell'arbitro. Rimessa laterale per il Portogruaro, e vediamo come l'azione del Portogruaro spesso parte dal basso, ma viene spinta verso l'esterno da parte del pressing dell'Atletico Oristano. Da parte dell'Atletico Oristano, che appunto con il suo pressing svia l'azione del Portogruaro, lo costringe ad arenarsi sulle fasce esterne, e da qui deriva anche la grande serie di rimesse laterali che ha dovuto battere il Portogruaro in questi ultimi minuti. Adesso però riparte l'Oristano, a campo la numero 2 Filippo per distendersi, scambio con Casula, ecco il pallone in profondità per Mattana che parte da sinistra, cerca di accentrarsi, il tocco, cercava proprio Casula che da destra si stava inserendo. È un tridente molto mobile quello dell'Atletico Oristano, è un tridente molto mobile che non dà punti di riferimento alle avversarie. Ecco Matiz, torna da Volpatti, pericoloso questo pallone, la perde il Portogruaro. Ecco Mattana, tocco centrale, attenzione a Casola che deve tornare indietro, sbagliando però il passaggio orizzontale. Lo recupera Nodale, palla in profondità, va Finotto, è più veloce di Dessì, sfrutta il vantaggio di velocità, ma il ritorno da parte di Senes, anzi no scusate, non è il ritorno da parte di Senes ma di Elisa Farris, ha chiuso l'esterno Granata mettendo in rimessa laterale in posizione avanzata. Sale Matiz a batterla, si fanno vedere Feletti e Fulanis. Feletti riceve il pallone, lo protegge in mezzo a due, prova il sinistro al giro, la protezione di Deiana, poi Spollero sotto porta e c'è il gol. C'è con Nodale è stata Nodale ha accorciato le distanze sotto porta, ha seguito l'azione Sara Nodale e ha insaccato da breve distanza il tiro di Feletti, un sinistro molto arcuato, ha messo in difficoltà l'estremo difensore Deiana e sul ribattino è stata implacabile Sara Nodale che ha seguito l'azione, si è inserita e ha piazzato il colpo dell'1-2, partita che si riapre, serviva al Portogruaro un gol per poter tornare a sperare ed è proprio quello che ci voleva. Grande lavoro di Sara Feletti che ha lavorato bene quel pallone tra la numero 18 Farris e Guidacciolu, e l'ha messo in seria difficoltà Deiana. Attenzione però quella risposta dell'Atletico Oristano, pallone in profondità, c'è il traversone, Matiz recupera e rinvia prontamente. Anche Matiz potrebbe risentire positivamente del fatto che ha servito, ha dato inizio di fatto all'azione battendo la rimessa laterale, potrà risentirne positivamente. E dunque punizione battuta subito sfruttando l'effetto sorpresa, pallone però in effetti era in movimento, si dovrà ribattere. Aveva provato l'effetto sorpresa, ci aveva provato Longato, ma giustamente l'arbitro ha scelto di fermare il gioco e comandare una ripresa con la sfera ferma. Volpatti che ha anche la fascia di capitano quest'oggi
Frustrato il tocco di Nice dall'intervento da parte di Mattana. E allora ancora Nice, si propone Finotto, pallone proprio per lei. Lo stoppa e dà all'indietro per Novellino. Impreciso però il tocco di ritorno per Finotto. E allora ancora Catte. Si muove a centrocampo, pallone allargato per Filippo. Va a chiudere la nodale. Filippo per Casola. Da questi per la numero 15, in particolare Piras. Il tocco in profondità per Filippo. C'è però in recupero Battiston. Efficiente. Chiude in rimessa laterale. Partita veramente interessante in questi primi 25 minuti. Abbiamo già visto 3 gol. E vedremo come potrà poi rigiocare l'Atletico Oristano, che con questa conclusione mette in seria difficoltà Comacchio. È una grande occasione questa, un tiro di Cocco con respinta di Comacchio. Pallone che diventa scivoloso, insidioso. È aumentata nel frattempo la pioggia qui a Portogruaro e dunque non solo più faticoso giocare, ma anche per i portieri diventano più imprevedibili le traiettorie. In particolare l'Atletico Oristano ha delle buone tiratrici da fuori. Abbiamo visto Mattana, ma anche Cocco ha a disposizione un buon piede. Ecco Battiston che porta avanti il pallone, si propone Nodale. Il pallone invece però è proprio per Nodale, si era proposto a Spollero, pallone però che è finito in rimessa laterale. Sarà giocato dall'Atletico Oristano. Nessuna delle due squadre è disposta ad abbassare i livelli. In questo inizio partita godibile, molti gol, qualche errore da parte delle rispettive retroguardie, ma anche per questo appassionante. Finotto salta alla grande, Dessima il pallone, anzi scusate, ha saltato Dessì, aveva saltato Dessima, si era portato anche il pallone sul fondo. È proprio la differenza di velocità, il mismatch come si direbbe nel basket tra Dessì e Finotto su quella fascia potrebbe essere una delle chiavi per il Portogruaro. Invece abbiamo già visto come la grande mobilità del tridente sardo e di grande difficoltà di lettura per i difensori del Portogruaro. Riceve qui il centrocampo del Oristano senza pressione, il pallone però recuperato da Volpatti che tocca per Longato. C'è lo scatto di Finotto che però non aveva intuito le intenzioni di Longato. Allora Catte che lavora al centro, tocco per Cocco. Novellino però è più veloce, serie di rimpalli che alla fine favoriscono la difesa del Portogruaro, faticosa però l'uscita. Allora Casola recupera sulla tre quarti, cerca di servire Mattana, saltata Battiston, Mattana punta alla porta, la conclusione. Sfera che termina sul fondo, sempre pericolosa Mattana. Ogni volta che ha il pallone tra i piedi crea un'insidia per le giocatrici del Portogruaro. È anche più problematico intervenire con il campo bagnato, perché è più facile appunto andare lunghi e commettere un fallo, e quando ci si avvicina all'area è sempre molto pericoloso. Grande pallone di Furlanis per Finotto, stavolta Dessì riesce a chiudere la diagonale molto bene, la diagonale di Dessì. E allora Filippo può impostare l'azione partendo dal basso, tocco all'indietro per la compagna di reparto, giro palla difensivo orizzontale per l'Atletico Oristano. Sale il pressing da parte di Novellino, ecco Dessì che ha spazio per impostare, c'è Finotto che le si para davanti, tanto spazio però adesso per Catte per impostare, tocco dentro, Cocco viene frustrato dal grande anticipo buono di Volpatti, ma non c'è nessuno a raccoglierlo, e dunque ancora Filippo, palla dentro per Casola, passa il pallone ma c'è Longato che si sta in questi ultimi minuti proponendo bene in anticipo, ed evidentemente hanno dovuto prendere le misure dell'attacco sardo.
le giocatrici del Portogruaro. Adesso pericoloso questo possesso palla difensivo che riesce però, brava Novellino che con 2 tocchi riesce a servire Matic, spazio per avanzare, c'è anche la sovrapposizione di Finotto, può essere presa in mezzo la numero 11 Dessì, tocco per Finotto che si inserisce, entra in area, il tocco viene frustrato dalla numero 13, si tratta in particolare di Senes, sarà calcio d'angolo per il Portogruaro, il terzo di questa partita contro invece nessuno, raccolto dall'Atletico Oristano. Portogruaro che si porta in avanti adesso anche con il difensore Volpatti e altre 4 giocatrici all'interno dell'area. C'è Feletti ovviamente, c'è anche Novellino, c'è Nodale, sempre pericoloso, c'è anche Furlanis, parte il traversone, ecco proprio Feletti che stacca, ci ha riprovato Feletti, era riuscita anche a prendere il tempo bene su questo cross di Finotto che già per la seconda volta ha trovato la testa di Feletti, dunque connessione che sta funzionando, quella da corner tra Finotto e Feletti, ma non ha ancora portato nessun tiro pericoloso. Battuta da parte di Senes, difesa Granata che può gestire il pallone, pericolosissimo. Volpatti riesce a intervenire in un primo momento e anche in un secondo momento, perfeziona l'intervento e ora porta avanti questa sfera, toccando per Finotto, non riesce a controllare, palla che gli sfugge, rinvio che non trova nessuno se non Matic. E Oristano che si è abbassato negli ultimi minuti sotto la pressione del Portogruaro e fa più fatica a salire, attenzione però troppo forte il suggerimento di Matic per Spollero che non è riuscito a controllare, possesso palla sul breve dell'Atletico Oristano, ecco Catte si propone sulla destra, la sua compagna ma ha intuito tutto Sara Nodale che ha acquisito un notevole aumento di morale dopo il gol e anche una mezzala di grande mobilità. Ecco ancora l'Atletico Oristano, Dessì, Senes, c'è Ferris, Volpatti ha contrastato, non trova però Longato, c'è un contrasto molto rude, non fischia l'arbitro. Spollero si infila, Finotto può essere servita sulla corsa, pallone molto lungo, non riesce Finotto a raggiungere il pallone che schizzando sull'erba ha acquisito una velocità improponibile anche per le fibre muscolari molto veloci della numero 11 Granata che adesso va a pressare su Dessì, molto in difficoltà la numero 11, c'è fallo fischiato dal direttore di gara, calcio di punizione per l'Atletico Oristano, va a battere la centrale Senes, qui da Ciolu ha spazio però, molto spazio per avanzare, tocco largo per Filippo, centralmente Casola, dentro stava cercando Cocco però fermato tutto la difesa, Nodale non trova Furlanis ma guadagna una rimessa laterale, è partita che adesso è diventata molto equilibrata, trova però molto spazio l'Atletico Oristano quando si tratta di impostare, soprattutto con le 2 mezzali, gioco che però passa in particolare da Ciolu che però non è ancora riuscita, attenzione però adesso il gran pallone, c'è Finotto, si può presentare solo davanti a Deiana, Finotto è tutto solo, Deiana con un miracolo Deiana ferma Finotto a tu per tu, ha provato a saltare l'estremo difensore dell'Atletico Oristano che è stata bravissima a non andare giù troppo presto ed è riuscita a fermare il tentativo di Finotto. Ma grande ancora una volta l'impostazione del centrocampo del Portogruaro e lo dicevamo, sarebbe stata una chiave la differenza di velocità tra l'esterno basso Dessì e l'esterno alto del Portogruaro Finotto. I palloni in profondità del Portogruaro si stanno rivelando molto velenosi. E dobbiamo dire che raggiunta la mezz'ora, nel frattempo si è ristabilita perfettamente Deiana
si è ristabilita dalla botta subita nel contrasto con Finotto e dicevamo, dopo mezz'ora, distanze che cominciano anche ad allungarsi, tra i reparti. Non è facile, lo dicevamo, giocare con questa pioggia. Tra l'altro Atletico Oristano che è di fatto alla seconda partita dopo la lunga pausa per la sospensione del campionato. Nella partita scorsa aveva vinto per 3-1 contro la Spal in casa, una partita particolarmente condizionata dal vento di Maestrale che nell'isola è un fattore. E invece oggi ci sarà da fare i conti con la pioggia che si sta battendo sul Mecchia. Ecco qui Casola, pallone centrale per Mattana che allarga sulla destra per attenzione Filippo, contrasto che non la favorisce. Nodale, Battiston, vediamo se riesce a raggiungere il pallone che schizza via. Ce la fa, c'è Furlanis, prova a convergere, riesce a trovare Spollero, difficoltà di mantenere il pallone tra i piedi, sfugge il pallone però, è Furlanis, aveva cercato in profondità Feletti e Furlanis e Spollero sono le fonti dei lanci in profondità del Portogruaro, che cerca la velocità, la fisicità delle proprie punte avanzate. E appunto vedete adesso l'Atletico Oristano che prova ad avanzare, Volpatti e Matti sul pallone, Novellino rinvia e trova Feletti, difficile però, buonissima però la difesa del pallone da parte di Feletti che non riesce però sull'intervento di Dessì a difendere il pallone. Allora Catte, lo scambio centrale, pallone per Guidacciolu, anticipa Novellino, può andare Mattana, spazio alle spalle del centrocampo, tocco allargato per Dessì che deve sforzarsi, troppo lungo, si stanno allungando come abbiamo detto prima i reparti, in particolare sta aumentando la distanza tra il centrocampo dell'Oristano e la difesa della squadra di Avellino, mentre invece Portogruaro che ha un centrocampo molto schiacciato verso la propria retroguardia in questo momento. Il recupero di Guidacciolu, su di lei Novellino, un duello che si è ripetuto spesso, chiama l'out Novellino e le dà ragione l'arbitro, rimessa laterale. Sta entrando gente dal portone, dove Gasci? Viene, stanno entrando gente dal portone, non possono entrare. Messa laterale per il Portogruaro. E diciamo dunque con questa nuova disposizione in campo è venuto meno anche il forte pressing che aveva caratterizzato la prima parte della gara. Ricordiamo l'Atletico Oristano con il proprio centrocampo metteva in grossa difficoltà in impostazione il Portogruaro e con questi ultimi minuti è venuta un po' meno questa pressione. Il Portogruaro a centrocampo ha avuto più tempo per pensare ed è aumentata la qualità del palleggio granata. Dimostrazione ne è appunto l'occasione di Finotto, appunto arrivata attraverso un interessante suggerimento arrivato dal centrocampo. Ora Atletico Oristano che gestisce il pallone, lancio in profondità ha chiuso tutto ancora una volta Volpatti, anticipando la numero 9 se non erriamo Casola. Partita che veramente si sta giocando sul filo dell'equilibrio. Parte il traversone, Volpatti recupera, rinvio, non trova nessuno, però non è salito abbastanza il Portogruaro. Sono moltissimi duelli individuali in questo momento che possono risultare decisivi. Attenzione però adesso allo scambio veloce tra gli esterni dell'Atletico Oristano che va in profondità. Battiston però completa la chiusura da parte della difesa. Nodale non trova Furlanis, sarà rimessa laterale. Piras da quella parte si sta opponendo a Nodale. Piras che diciamo delle due mezzali è quella che tende più alla copertura, mentre invece Guidacciolu è una mezzala più di inserimento e assiste sulla sinistra le discese di Dessì. Calcio di punizione fischiato dall'arbitro per un fallo commesso su Feletti che ha difeso bene il pallone, ed è una situazione di gioco importante questa per il Portogruaro che può portare in avanti alcuni suoi elementi.
Vediamo. Le solite, insomma, Novellino. Feletti va sul punto di battuta, Novellino. C'è anche Nodale, c'è anche Finotto, c'è anche Furlanis. Va a battere Feletti, vediamo come sceglierà di battere. Pallone teso, che però non trova lo specchio della porta. Aveva provato la conclusione direttamente verso lo specchio di Deiana, Feletti, ma non è riuscita a trovare lo specchio. Tiri da fuori che con questo tempo sono da preferire, perché possono diventare molto pericolosi. Atletico Oristano, squadra che viene da una storia piuttosto lunga, la società è nata nel 1988 e ha militato anche per 4 stagioni in Serie A. Adesso Matiz, buona la chiusura, Matiz che è cresciuta di rendimento in questi ultimi minuti. Frustrato il tentativo da parte di Battiston. Dicevamo, nata nel 1988 questa squadra, Atletico Oristano, poi ha passato diversi nomi, l'ultimo di quelli Atletico Oristano, 4 stagioni in Serie A e anche all'attivo nel palmarès una vittoria nel 2003-2004 della Serie A2, una formazione, quella appunto di Mister Avellino, che oltre alla prima squadra vanta anche una juniores, una seconda squadra e le under 17 e le under 15, progetto molto interessante che punta a promuovere il calcio femminile all'interno dell'isola. E questa è una cosa, quella che stiamo per dire, una cosa di cui il presidente va molto orgoglioso, ovvero che tutte le giocatrici sono sarde. Un po' progetto che ricorda quello dell'Atletico Bilbao, fatte le dovute proporzioni, che schiera solamente giocatori baschi. E intanto è stato fermato il gioco per un calcio d'angolo assegnato in favore dell'Atletico Oristano. Dunque primo calcio d'angolo anche per le sarde, che finora non avevano collezionato nessuno, contro invece i 3 del Portogruaro. Vediamo. Portogruaro totalmente schierato a difesa della propria area di rigore, ad eccezione di Feletti, che rimane sulla tre quarti. Si ritarda la battuta del calcio d'angolo, si dirige Casola si dirige verso la battuta, sembra esserci qualche incompressione, forse uno schema, pallone battuto, infatti probabilmente era uno schema, battuto velocemente, comunque ha capito tutto la difesa del Portogruaro. C'è stato un contrasto, è rimasta a terra una giocatrice del Portogruaro. Richiesto l'intervento dello staff. Granata, gioco fermo, quando ormai ci avviciniamo al 45esimo, mancano 2 minuti, ci sarà, visto anche questo stop, ci sarà sicuramente del recupero, vedremo se l'arbitro sarà dello stesso avviso. È rimasta a terra una giocatrice del Portogruaro, Dolorante. Ghiaccio, serve il ghiaccio per lenire il dolore di questo contrasto seguito al calcio d'angolo. Atletico Oristano che ha mantenuto in blocco il gruppo di ragazze molto giovani dell'anno scorso, aggiungendo, come abbiamo detto, Mattana e anche Casola, che è un altro innesto di esperienza, è arrivata dall'Arezzo. Per il resto ci sono state 2 promozioni dalla Under 17, si tratta in particolare di Deiana, che è l'estremo difensore titolare, e Belloi. È tornata in piedi la giocatrice del Portogruaro, anzi no, è tornata in piedi, sì, ma è fuori dal campo. Dunque gioco che può ripartire. Portogruaro momentaneamente in 10 contro 11. Pallone che sarà probabilmente restituito dall'Atletico Oristano dal momento che il Portogruaro lo ha rinviato.
No, il Portogallo, no, Oristano che gioca, decide di giocare. Dunque, pallone giocato all'indietro con il giro palla difensivo. Ecco la numero 13 Senesi, tocco per De Sì sulla sinistra. Era Finotto, e Finotto allora è stata colpita, che ha avuto la peggio nello scontro di prima, infatti non va a pressare De Sì, è lei che manca allo schieramento Granata. 2 minuti di recupero, fa sapere l'arbitro. Dunque altri 2 minuti, si arriverà al 47esimo. Giro palla difensivo da parte dell'Atletico Oristano, reso difficile dalla pressione di Furlanis e Feletti. Riesce comunque a liberarsi la squadra di Avellino, che sbaglia però il possesso palla. Dunque ultimi 2 minuti, Portogallo che può provare un assalto in questi secondi finali. Finotto nel frattempo si è ristabilita, la vediamo avvicinarsi al centro del campo. Rientrata in campo in questo momento, rilancio di Comacchio, scontro con Novellino che riesce a avere la meglio, tocco per Feletti, è riuscita a prendere il pallone, cerca Finotto, palla che però schizza sul terreno bagnato e finisce in rimessa laterale. Predica calma Moreno Tomasello. E vedremo nel secondo tempo quali saranno le scelte tattiche. Per il momento non c'è stata una scena tattica particolarmente diversa, visto il gol. Attenzione però al Portogallo in avanti negli ultimi minuti, c'è Furlanis che riceve, spalla alla porta, tocca dentro per Finotto, può caricare il cross, c'è Feletti che spizza, pallone ancora per Nodale, posizione regolare, Nodale, rimpallo e sfera che viene rinviata. Ancora Nodale, sempre su tocco di Feletti, pericolosa. Dunque occasione per il Portogallo in questo finale, però stoppata bene dalla difesa, che con la numero 15 Piras è riuscita a rinviare. Portogallo però ancora in posizione avanzata, siamo negli ultimi 30 secondi, sfera che esce dal campo, non è riuscito a tenerlo in gioco. Finisce qua il primo tempo, 2-1 per l'Atletico Oristano. Reti di, ricordiamolo, Mattana al 10°, raddoppio ancora di Mattana al 12°, invece ha accorciato le distanze al 23° Nodale dopo un tiro di Feletti parato da Deiana. Dunque 2-1, partita assolutamente aperta, anche perché il Portogallo è sembrato tenere il passo, anzi ha giocato meglio dopo il vantaggio, è andato vicino al gol con Finotto, che davanti a Deiana si è fatta ipnotizzare, e anche adesso con Nodale. Dal canto suo però è stata pericolosa anche la formazione sarda, che con Mattana e Cocco al 26esimo e il 28esimo ha messo in difficoltà Comacchio, che al 26esimo appunto sul tiro di Cocco ha dovuto rinviare con le mani. Dunque ora intervallo e ci risentiremo tra un quarto d'ora circa.
sfida la numero 8, sfida Donna Daniela. Di nuovo in diretta dallo Stadio Mecchia di Portogruaro. Eccoci qua, è partito il secondo tempo di Portogruaro contro Atletico Oristano. Portogruaro che riparte dalla situazione di svantaggio per una rete a 2, Mattana e poi Nodale. Allora in profondità cercata Nodale, il rinvio del difensore da parte dell'Atletico Oristano, sarà rimessa laterale. Nel frattempo segnaliamo che nelle file dell'Atletico Oristano c'è stata una sostituzione, è uscita il numero 8, Guidacciolu. Al suo posto è entrata Noemi Scalas, anche lei molto giovane, una numero 88. E Guidacciolu era stata molto cercata nel primo tempo. Vediamo come si ridisegnerà la squadra di Avellino in questo secondo tempo. Diciamo che nell'intervallo la pioggia è aumentata di intensità e dunque potrebbe diventare sempre più col passare del tempo un fattore. Giocatrici brave nel contrasto potrebbero diventare protagoniste. Matic va alla rimessa laterale. Novellino interviene su un disimpegno sbagliato da parte dell'Atletico Oristano, che però può ancora avere il pallone tra i piedi. Filippo, tocco all'indietro, il lancio lungo in profondità a cercare Casola. Brava Anice, c'è elongato che però non riesce ad allontanare. Allora ancora Casola, pallone centrale per Cocco, questi per Catte, allargato sulla sinistra, numero 15 Piras, poi Catte, ancora Cocco, recupera Furlanis, difficile tenere in campo questo pallone, riesce però a lanciare in profondità, non trova Feletti, allora Feletti che diventa preda del palleggio dell'Atletico Oristano. Cocco che si è abbassata moltissimo, adesso vedremo, è andata in attacco Scalas, in questo momento ricopre il ruolo di punta centrale. Un allargato sulla destra dove c'è Filippo, può distendersi, pallone per numero 15 Piras, il cross in mezzo, Comacchio fa rimbalzare ma riesce comunque a controllare il pallone. Tocco per Finotto che deve retrocedere per appoggiare Novellino, pallone di ritorno per Finotto, qualche difficoltà con il controllo del pallone, cerca di saltare la diretta avversaria ma sfera recuperata da Catte che ha toccato subito per Cocco che si è abbassata, dunque è andata a ricoprire il ruolo che era di Guidacciolu nel primo tempo, e dunque nulla, anzi no, c'è un cambio di modulo nell'Atletico Oristano che è basato un 4-4-2. Dunque Catte e Casola sono le centrocampiste centrali, a destra adesso aggira Piras, a sinistra Cocco, in attacco Mattana e la nuova entrata Scalas. Ci sembra di aver visto appunto così. Questa è la nuova disposizione dell'Atletico Oristano, che recupera in questo momento ancora con Piras, evita elegantemente Spollero, Piras porta avanti il pallone, non serve Casola e il ritorno di Furlanis mette il pallone in rimessa laterale. Portogruaro che in queste prime partite di campionato, ma intanto seguiamo l'azione, numero 88 Scalas, controlla il pallone, salta, elongato il tiro e a grande risposta di Comacchio, pallone però che rimane ancora in possesso dell'Atletico Oristano, che attacca con Cocco, spazio, salta Novellino che la mette giù, probabilmente regola del vantaggio, il cross in mezzo e rinvia Nodale, grande azione
grande azione del Oristano che al quarto minuto si è reso subito pericoloso con la neoentrata Scalas, che ha saltato Longato e ha impegnato seriamente Comacchio, che però è stata molto reattiva. Pioggia che cambia di intensità spesso e questo potrebbe essere un fattore per la concentrazione. Attenzione a Cocco, pallone allargato sulla destra dove c'è la numero 9 e Casola, parte il traversone, non ci arriva Scalas in scivolata e dunque sfera che si spegne sul fondo, sarà rinvio. Portogruaro che dicevamo nelle ultime 6 partite ha inanellato una vittoria, cioè l'ultima contro l'Isera, un pareggio, 4 sconfitte. Servono punti alla squadra di Moreno Tomasello, come abbiamo detto, per sfruttare lo scontro diretto tra Spara e Le Torri che verrà oggi pomeriggio e per sfruttare anche lo scontro del Portogruaro con il Le Torri nella prossima partita fuori casa per le Granata. Nel frattempo il gioco si è fermato, è stato commesso un fallo sulla giocatrice del Portogruaro che è rimasta a terra. Si tratta di Spollero probabilmente. Spollero, sì, Spollero. Si tocca il costato, pallone comunque che viene giocato ancora da Longato. Allarga per Matiz di prima, Novellino. Difficile giocare di prima su questo terreno. Cocco riesce a gestire bene il pallone, qui esce molto bene l'atletico Oristano. Catte, spazio per avanzare, si allarga Piras, pallone per Casola, cerca la conclusione da fuori, sfera che era pericolosa, Comacchio comunque era sulla traiettoria. Rinvio dal fondo, non c'è stato tocco da parte dell'estremo difensore. Anticipa Piras, pallone che finisce in rimessa laterale. Dicevamo per Nodale che appunto ha accorciato le distanze nel primo tempo. Si tratta del primo gol in questo campionato. Finora per il Portogruaro hanno segnato Battagliotto, Finotto e 2 reti da parte di Gasci. Queste sono le marcatrici del Portogruaro in questo campionato. Nel frattempo c'è una sostituzione, esce proprio Spollero, non ce la fa. Entra Zentilin. Entra appunto la numero 15 Zentilin, classe 96, acquisto arrivato quest'estate in maglia granata, acquistata proprio in previsione del salto di categoria. Dunque Spollero che ha stretto i denti finché ha potuto. Pallone recuperato adesso dalla difesa del Portogruaro. Tocco per Furlanis, protegge il pallone in profondità per Feletti, non arriva la sfera. Allora attenzione a Scalas, cerca Casola, pallone all'indietro per Cocco, si distende sulla sinistra Dessì. Catte. Lancio in profondità, ha capito tutto Nodale, era ben posizionata, può portare avanti il pallone. Nodale che si scontra con la concorrente Piras, che però è brava a proteggere la sfera. Sarà rimessa laterale per l'Atletico di Oristano, che dunque è passato, come abbiamo detto, a un 4-4-2, un po' più compatto anche per difendere il vantaggio conseguito nel primo tempo. Molto spazio per Cocco, allarga sulla sinistra dove c'è Mattana, vero rebus del primo tempo. Brava Finotto che recupera il pallone, scambia con Novellino, può andare Finotto, 4 però contro 2, sbaglia Finotto il lancio in profondità a cercare Feletti e dunque sfera che viene rinviata da parte dell'Atletico Oristano, rimessa laterale. Si scalda nel frattempo Battagliotto per il Portogruaro, la vediamo a bordo campo effettuare esercizi di riscaldamento e potrebbe prendere il posto di una tra Furlanis e Finotto, oppure entrare al posto di una centrocampista con Furlanis che arretra. Di solito queste sono le mosse di Moreno Tomasello, ma vedremo insomma nel proseguo della partita. Pallone in profondità di Battistone, riesce a passare, c'è però Filippo, un rinvio da parte di Battistone che colpisce Filippo, rimessa laterale ancora per il Portogruaro.
Partita molto combattuta, si gioca in spazi stretti in questo inizio di secondo tempo. Ecco Gentilin, tocca il suo primo pallone. Furlanis con una buona pallone, mette in difficoltà Dessì, che è pressata da due ma riesce a liberare anche con grande calma ed efficacia. Catte molto bene, danza sul pallone, tocco per la numero 13 se non andiamo errati, Senes. Va in profondità, attenzione il Atletico Oristano con il cambio di gioco, molto bene però la diagonale da parte di Battiston. E allora allungato, a spazio centrale per salire. Commesso fallo su l'avanzata di Longato che è stata fermata da Scalas irregolarmente, sarà calcio di punizione. Nel frattempo notiamo come per quanto lo schieramento del Portogruaro rimanga al 4-3-3, Spollero che è stata sostituita come sappiamo da Gentilin appunto non ha modificato lo schieramento, perché al posto di Spollero c'è Gentilin regista. Vedremo come cambierà anche la regia della classe 96. Gentilin, lancio di Volpatti, Furlanis spazio, lavora il pallone, Novellino riesce a proteggere il pallone dalla mazzata di Mattana. Novellino si propone in avanti, Mattana però in recupero deve retrocedere molto, il tocco arretrato, deve giocare coi piedi Deiana e il rinvio però trova Catte. Grande però anticipo da parte di Longato, il lancio però per Feletti in posizione dubbia, c'è Filippo in ogni caso in vantaggio. Feletti contrasta, sarà rimessa laterale, in posizione regolare Feletti. Allora Portoro che può salire, c'è tutta sola al centro dell'area Furlanis, non la servono però, eccola adesso col pallone tra i piedi e c'è il gol, il pareggio del Portogruaro con Giorgia Furlanis. Ha trovato fuori dai pali, messa in una posizione imprecisa, ha battuto Deiana che non era sulla traiettoria. Tiro insidioso da parte di Furlanis, è schizzato sul terreno di gioco, insidiosissimo. E dunque risultato che torna in parità. Portogruaro che, lo dicevamo, aveva pareggiato partendo da uno svantaggio di 0-2 anche contro la Spal, si ripete in questa partita contro l'Atletico Oristano. Gol di Giorgia Furlanis e anche per lei il primo gol in questo campionato, e adesso partita che rimane tutta quanta da scrivere. Però allargato per Casola, prova a rispondere subito l'Atletico di Oristano, su di lei c'è Battiston, saltata Casola, ha di fronte Nodale, parte del traversone, Volpatti rinvia Novellino, attenzione, stende l'avversario, intervento pericolosissimo da parte di Novellino e vedremo cosa ha deciso l'arbitro, perché si era veramente al limite dell'area, potrebbe essere veramente la svolta della partita questo fallo e calcio di rigore per l'Atletico di Oristano, sì. Calcio di rigore per l'Atletico di Oristano, pallone che è schizzato di fronte, scivolato di fronte a Novellino che non l'ha controllato subito, l'ha fatto scorrere e adesso calcio di rigore provocato da Donatella Novellino. Vediamo, sul dischetto c'è Mattana, gol 3-2 per l'Atletico Oristano. Ha triplicato Mattana, realizzato dunque tripletta e 3-2 per l'Atletico di Oristano. Che partita! Partita entusiasmante, aveva pareggiato il Portogruaro ma è durato 2 minuti. È durato 2 minuti il pareggio di Furlanis. Adesso Portogruaro che deve di nuovo rincorrere. Pallone allargato da Feletti a cercare Nodale che non riesce ad arrivare sul pallone. Rimessa laterale per l'Atletico di Oristano. Nel frattempo si va a scaldare anche Scudeler per il Portogruaro. Cocco riceve, pallone per Filippo. Battiston.
il 19esimo gol subito dal Portogruaro, questo in campionato. Si tratta del 14esimo gol fatto per l'Atletico Oristano. Atletico Oristano che però ha giocato con questa 5 partite, 14 gol in 5 partite, attacco senz'altro prolifico. Cambio nel Portogruaro, entra Battagliotto al posto di Novellino. Vedremo come si risistemerà il Portogruaro, perché Battagliotto si sistema nel tridente. Furlanis probabilmente scende a centrocampo, vediamo cosa dice Moreno Tomasello. Probabilmente agirà da trequartista Furlanis, quindi Portogruaro adesso a trazione anteriore, toglie una giocatrice a centrocampo di contenimento come Novellino e ne mette una invece di pura offesa come Battagliotto, giocatrice molto veloce e anche di esperienza. Ha messo a segno un gol in campionato e anche uno in Coppa Italia, quello della vittoria contro il Permac Vittorio Veneto. Portogruaro che non vuole assolutamente demordere. Cross in mezzo, pallone allontanato da Nodale, che però viene rimesso in gioco. Il Portogruaro ancora in possesso del pallone. Ecco Furlanis nella nuova posizione di trequartista. Tocco buono per Finotto. Si propone Feletti. Dall'altra parte c'è Battagliotto. Scambio con Feletti. Non va il pallone di ritorno per Finotto. E allora Atletico Oristano che può provare a reimpostare la propria azione. Mezz'ora da giocare per Battagliotto, che appunto in questi 30 minuti dovrà dare il proprio apporto alla squadra di Moreno Tomasello. Lotta Finotto, scusate, lotta Finotto sull'out di destra, pallone che è fermato, sarà calcio di punizione per il Portogruaro. Portogruaro adesso a trazione anteriore, ma non può essere diversamente, servono punti, e questa è una partita che prima del calcio di rigore di Mattana sembrava essere stata ripresa. Ora rimessa laterale per l'Atletico di Oristano. Rigore causato da Novellino per un intervento sull'attaccante dell'Atletico Oristano. Novellino che poi è stata sostituita appunto subito dopo, subentrata al suo posto Battagliotto. E classifica che per quanto riguarda le parti più basse è veramente corta, perché al di là di Spal e Le Torri rispettivamente a 2 e 1 punto ci sono Isera, Portogruaro, Unterland Damen, Triestina, Vittorio Veneto e Oristano nel giro di 3 punti. Comunque una partita che può veramente dire molto, e sta dicendo molto. Chiede di giocare a sinistra Moreno Morettin, vuole appunto che si faccia correre Battagliotto. Tomasello appunto ha chiesto di giocare più sulla sinistra, dove c'è la nuova entrata Battagliotto. Partita che adesso assume toni di battaglia, visto che il campo sta cominciando ad appesantirsi, sarà anche più difficile giocare, più dispendioso. Lontana la difesa, c'è il recupero di Piras su Battiston. Piras che può preparare il traversone, eccolo che parte, c'è la spizzata da parte di Scalas, recupera Matic. Sbaglia però il tocco centrale, e ha spazio qui Catte per poter impostare l'azione. Catte però retrocede saggiamente da Piras, si allarga Casola, pallone in mezzo da parte di Piras, non raccordo, non si è capita con Scalas in questo caso. Dunque Comacchio ha potuto
recuperare il pallone Comacchio, che aveva anche intuito nell'occasione del rigore la traiettoria di Mattana, ma non era riuscita ad opporsi. Tiro troppo forte, troppo preciso, quello dell'attaccante sardo. Pallone adesso rinviato dalla difesa dell'Oristano, però recuperata. Ecco Gentilin in possesso del pallone, il tocco non trova però le sue compagne. C'è il recupero da parte dell'Atletico di Oristano. Casola largo a destra, si sovrappone Filippo, ecco la servita in questo momento su di lei. Battiston la aspetta, si propone Casola, recupera però Longato. Gentilin però non trova nessuna delle sue compagne anche in questo caso. Pallone l'ha recuperato da Piras. È pericoloso questo giro palla difensivo a causa della pressione del Portogruaro, che riesce. Nodale può lanciare in profondità Feletti, ed era una buona idea, purtroppo suggerimento leggermente lungo, non ha trovato la numero 9 del Portogruaro. È un progetto, quello dell'Atletico Oristano, che è annunciato a medio termine, quello di college per lo sviluppo del settore giovanile. Un progetto molto importante che coinvolge una decina di abbondante di ragazze del territorio, che è veramente lodevole da parte di una società che si è possiamo dire si è fregiata, ecco, della vicinanza con il Turris, la vicinanza regionale della sezione femminile del Turris, squadra importante questa, che ha militato anche in Serie A. Longato viene fermata, c'è Casola che può entrare in area, il pallone all'indietro, Scalas deve girarsi, il tocco per Cocco, anticipa Matiz, pallone rinviato, non c'è Finotto, non riesce a trovare il pallone. Allora ancora Atletico Oristano, Dessi, pallone per la sua compagna che lancia in profondità, c'è tutta sola Scalas che trova il gol del 4-2, e non c'è stato niente da fare, nulla da fare per Comacchio, che si è trovata tu per tu con Scalas. Neo entrata, primo vero pericolo portato da Scalas, anzi no, è il secondo, visto che già nei primi minuti si era fatta parare un tiro da Comacchio, e adesso stavolta Comacchio non ci ha potuto fare niente. Secondo gol in stagione per Scalas, 4-2, partita che si mette sulla strada di Oristano, 3 punti che possono sempre più prendere appunto la via della Sardegna. Adesso nel frattempo è entrata Scudeler al posto di Battiston. Difesa del Portogruaro che su questo lancio in profondità non è riuscita a chiudere, non è riuscita a anticipare. Il pallone è finito preciso sui piedi di Scalas, che ha freddato Comacchio con grande precisione. Portogruaro adesso che con l'entrata in campo di Scudeler ha una fascia sinistra che è totalmente nuova, di neoentrate, Scudeler Battagliotto, quindi presumiamo si sbilancerà soprattutto su quel fianco. Il Portogruaro, lo avevamo detto, che con la formazione più a trazione offensiva ordinata da Moreno Tomasello c'era il rischio di scoprirsi, e in effetti è mancata proprio la copertura. Fallo su Feletti in questo momento, il Portogruaro però ha reagito. Ci sarà un calcio di punizione da posizione interessante, dal vertice dell'area di rigore. Portogruaro che aveva raggiunto il pareggio con la zampata di Furlanis, ma subito dopo il rigore da parte di Mattana, che può essere una delle chiavi, di lettura di questa partita, che soprattutto a livello morale è stata una mazzata per le portogruaresi.
calcio di punizione, va a battere Furlanis, vediamo cosa sceglierà. Sceglie il tiro in porta, pallone che si alza troppo però non trova lo specchio Finotto. Era Finotto che ha battuto il calcio da fermo. Atletico Oristano che riparte come sempre dal basso, rinvio di Deiana. Pallone però recuperato dal Portogruaro, eccolo in profondità, non riesce a trovare il pallone Furlanis, recuperato da Cocco, si gira bene in mezzo a due, Cocco adesso ha spazio, punta Zentilin, non si capisce però con Mattana, può ripartire Matiz, si propongono in avanti e il tocco per Battaiotto che non riesce però ad arrivare in anticipo sul pallone, pallone più veloce, vediamo chi ha toccato per ultimo, se lei o Filippo, è proprio lei, e di Battaiotto, scusate, l'ultimo tocco sarà rinvio dal fondo per l'Atletico Oristano, dunque velocità sull'esterno che in entrambi i casi può essere sfruttata da parte del Portogruaro, sia a sinistra con Battagliato sia a destra con Finotto. Rinvio lungo della difesa dell'Atletico Oristano, va a combattere Scudeler, recupero da parte di Zentilin, ecco Scudeler che tocca il suo primo pallone, inseguita da Casola in profondità per Battaiotto che cerca di tenere in campo il pallone, la recupera Piras che tocca all'indietro in direzione del centrale difensivo numero 13 Senes. Casola, ecco il pallone di prima, protetto bene da Scalas, si inserisce Mattana, allora ancora però Scalas viene fermato dalla difesa del Portogruaro, tocco di Volpati per Scudeler di prima, Zentilin prova a superare Casola e qui c'è fallo commesso dal numero 9 su Zentilin che finisce a terra. Calcio di punizione per il Portogruaro, prova a salire la squadra di Moreno Tomasello. Furlanis non sta trovando molto spazio in questa sua nuova veste da trequartista alle spalle del tridente. Vediamo adesso, interviene proprio lei sul pallone vagante, rilancio della difesa dell'Atletico Oristano. Jenny Longato va sul pallone, lo rinvia, non riesce a tenerlo in campo, rimessa laterale sempre per l'Atletico di Oristano. Pioggia che sul Mecchia si è affievolita, piove meno adesso, però campo che vediamo comincia a soffrire precipitazioni di queste ore. Si scalda anche Piemonte per il Portogruaro, altro attaccante, quindi potrebbe appesantire ulteriormente la prima linea della formazione di Moreno Tomasello. Pallone rinviato da parte della difesa, trova Furlanis, dribbling sullo stretto su Catte che la mette giù. Calcio di punizione per il Portogruaro in posizione centrale. Esperimento questo di Moreno Tomasello di Furlanis come trequartista. Si alzano gli esterni del Portogruaro. Si alza, intanto chiesto il cartellino per l'intervento di Catte prima su Furlanis, non ottenuto però, non assegnato dall'arbitro. Volpatti si incarica della battuta, pallone lungo a cercare Feletti, anticipato dalla difesa e allora può ripartire ancora con Scalas in profondità. Vediamo Casola, ha di fronte proprio Volpatti la punta, Casola riesce a superarla, di fronte anche Scudeler, il traversone, riesce a toccarlo solamente Comacchio, il pallone che finisce sui piedi da parte di una giocatrice dell'Atletico Oristano, nella fattispecie Mattana segna il 5-2 dell'Atletico di Oristano. È poker di Mattana. È poker di Mattana che si porterà senz'altro a casa il pallone quest'oggi. 5-2 per l'Atletico di Oristano. 5-2. Una discesa inarrestabile di Casola. È un'azione che si è sviluppata da un calcio di punizione per il Portogruaro femminile che è stato rinviato dalla difesa e l'impostazione è stata veloce da parte di Scalas che ha dato via il pallone con pochi tocchi, ha permesso a Casola di proiettarsi in avanti
trovando la difesa del Portogruaro sguarnita. Comacchio ha solamente deviato il pallone, che invece è capitato sui piedi di Mattana, che a porta vuota ha insaccato. Calcio d'angolo per il Portogruaro, che si è riportato in avanti. Manca un quarto d'ora alla fine. Parte traversone, c'è il tentativo da parte di Nodale che non va a buon fine. Riparte ancora una volta l'Atletico di Oristano. C'è spazio per Scalas al centro dell'attacco. Scalas che ha inciso fortemente sulla partita da quando è entrata. Però ha allargato su da sinistra. Ecco ancora all'indietro la finta. Ecco Cocco che prova a cercare uno spazio. Si propone Piras sulla destra, c'è molto spazio per lei. Arriva adesso Scudeller che viene saltata da Piras. Il traversone, Comacchio in uscita. Manca il pallone, incomprensione tra lei e Matic, non ne approfitta nessuno però. E Portogruaro che prova ancora a ripartire. È un passo indietro a livello difensivo questo per il Portogruaro, che nella scorsa partita è riuscita a mantenere la porta inviolata per la prima volta in questo campionato. Adesso subisce 5 gol. Cocco lavora per Casola davanti alla difesa. Casola prova la conclusione e Sfera che scende troppo tardi. Portogruaro che sta allentando la presa purtroppo in fase difensiva. Nel frattempo cambio per l'Atletico Oristano. Entra la numero 3 Meloni. L'uscita è quella di Dessì, che appunto lascia il posto a numero 3 Meloni. Cambio anche per il Portogruaro. Esce Furlanis, autrice del gol del momentaneo pareggio. Al suo posto Rebecca Piemonte, l'avevamo vista scaldarsi. Attaccante esterno anche Piemonte, che all'occorrenza può fare l'attaccante centrale. Esce anche Finotto, doppio cambio dunque. Spinelli al posto di Finotto, forze fresche, prova il tutto per tutto. Moreno Tomasello. Portogruaro che chiuderà con 4 attaccanti. Attacco a 4, sperde pallone però Zentilina, spazio Casola per provare un'altra conclusione che però si spegne lontana dai pali di Comacchio. Dicevamo, Portogruaro che adesso avrà un attacco a 4 punte. Comacchio, Piemonte, anzi no scusate, Battagliotto, Piemonte, Feletti e appunto l'entrata Spinelli. Centrocampo a 2 un po' sguarnito con Nodale e Zentilin, difesa 4-2-4, dunque esperimento per Moreno Tomasello, che non ha più nulla da perdere a questo punto della partita. Altro numero di Casola su Scudeler. Casola che sta salendo in cattedra in questi ultimi minuti. Saltata netto Scudeler. Prossimi impegni per l'Atletico di Oristano saranno appunto, come avevamo detto, la partita contro il Trento dell'11 di febbraio, 3 giorni dopo contro il Padova, quindi Cortefranca il 21 di febbraio, 23 di febbraio Unterland Damen, in seguito giocherà in casa contro la Triestina e fuori casa contro il Brixenobil. Nel frattempo esce dolorante Casola. Vedremo se riuscirà a riprendere il gioco. Ha avuto la peggio nello scontro con Scudeler. Va a battere nel frattempo Mattana. 4 gol per lei, capitano anche. Parte il traversone e Scudeler che tocca, sarà calcio d'angolo per l'Atletico di Oristano. Paradossalmente il secondo di questa partita. Atletico Oristano che, nonostante appunto abbia avuto meno calci d'angolo, ha occupato evidentemente di più la zona centrale del campo rispetto al Portogruaro, che ha prediletto le fasce. E nel frattempo c'è un altro cambio. C'è un cambio. Allora probabilmente ad uscire sarà proprio
sarà proprio Casola, vediamo. Sarà proprio Casola probabilmente ad uscire, non ce la fa, quindi la numero 9 dell'Atletico di Oristano, che dopo questo scontro è rimasta dolorante, ed entra allora al suo posto la numero 22, nella fattispecie Podda. Podda classe 98, vedremo dove si disporrà anche lei Podda, se prenderà il ruolo come esterno destro che era di Casola. Vediamo, parte traversone, c'è uno scontro in area, pallone rinviato sulla linea da parte di Battagliotto, ancora per l'Atletico Oristano, Piras in possesso del pallone, sulla destra c'è Mattana, ancora lei contro la neo entrata Zentilin, il cross, vediamo se ci sarà deviazione, no, pallone che finisce direttamente in rimessa dal fondo. Ultimi 10 minuti di questa partita al Mecchia, 3 gol da recuperare per il Portogruaro, 5-2 in favore dell'Atletico Oristano. Scudeler si propone Battagliotto, pallone per lei, recupera Piras, che anche lei è stata molto presente in questo secondo tempo. Attenzione a Scalas contro Longato che la sta chiudendo, le finte di Scalas, prova a passare, Longato attenta, torna indietro Scalas, non ci sono compagni da servire, ecco il pallone che arriva a Cocco, la ferma Battagliotto, può far ripartire l'azione, Feletti vede il movimento di Spinelli, pallone proprio per lei, però Spinelli che non riesce a trovare la traiettoria, allora l'intervento della numero 2 Filippo, che si è invertita dopo l'entrata in campo della numero 22 appunto Podda che ha preso il posto di terzino destro, mentre invece Filippo è scalata a sinistra dove c'era De Sì prima per questi ultimi 10 minuti. È il secondo tempo che ha offerto più gol. Del primo, però anche meno occasioni, questo va detto. Ci sono stati più episodi singoli, un match più giocato a centrocampo in questa ripresa. Anche per via probabilmente del treno più pesante, rendeva più difficile giocare. Si è vissuto più a sprazzi in questi secondi 45 minuti e ha avuto la meglio senz'altro l'Atletico Oristano. Il Portogruaro era partito molto bene, era riuscito a recuperare, a pareggiare con Furlanis, ma la chiave di volta della partita è stata senz'altro la reazione dell'Atletico Oristano subito, che ha portato il rigore causato appunto da Novellino e trasformato da Mattana. Da lì in poi il Portogruaro non è più riuscito a impensierire la porta di Deiana. Scudeller, tocco troppo corto, recupera Cocco che ha spazio ancora una volta per avanzare, ecco, vediamo Mattana contro Volpati che la ferma, vediamo come riuscirà a proteggere il pallone. Il rinvio sarà in rimessa laterale, si alza anche il vento qui allo stadio Mecchia, aumenta anche la pioggia. Questo finale di gara, condizioni atmosferiche che hanno senz'altro influito. Se è vero appunto come la chiave di volta della gara, cioè il rigore, è stato un fallo causato da un pallone scivolato che in condizioni normali probabilmente avrebbe avuto una traiettoria più controllabile. Attenzione a Scalas, però passa con facilità, il pallone messo in mezzo, allontana Matic, anche poi il rinvio della difesa del Portogruaro. Feletti tocca per Battagliotto che protegge il pallone e non lancia lungo, tocca dietro per Scudeler, non trova Feletti e dunque rimessa laterale. Ecco Podda, tocca così il suo primo pallone, il rinvio in direzione di Cocco, protegge bene il pallone su Scudeler, riesce a passare Cocco e adesso sul velluto l'Atletico di Oristano, fallo su Scalas non ravvisato da parte dell'arbitro. Si continua a giocare, però in profondità di Scudeler, ancora rinvio con le mani per l'Atletico di Oristano. Atletico di Oristano che dunque con questa vittoria, se appunto si concretizzerà in questi ultimi 5 minuti, sale a 10 punti e dunque a una lunghezza di distanza dal Padova, che sarà impegnato quest'oggi in casa dell'Isera, e Portogruaro che nel prossimo turno sarà impegnato nella partita importantissima, veramente decisiva, contro il Le Torri, che è avversario diretto per la lotta
per la lotta salvezza, avversario che tra l'altro era stato affrontato già a fine estate in Coppa Italia dalle ragazze Granata, che avevano vinto in quel caso 2-0 sul campo di Giussago di Portogruaro. Rinvio da parte di Cat, che però trova il rimpallo, pallone su Feletti contro Podde. Feletti prova a difendere il pallone, il cross in mezzo, non trova Piemonte, liscia la difesa dell'Atletico di Oristano, allarga Piemonte cercando Spinelli, pallone per lei, però arriva Filippo Matiz, rincorre un pallone che si ferma sul terreno bagnato, rinvio di Deiana che mette rimessa laterale. Quindi ultimo assalto da parte del Portogruaro femminile in questi 5 minuti. Questi ultimi 5 minuti ha chiamato un miracolo. Nel frattempo altro cambio per il Atletico di Oristano. Sarà probabilmente la numero 17, Denise Lai, a entrare in campo. E la sua compagna è uscita dal campo dalla parte opposta del rettangolo di gioco, quindi vedremo adesso di chi si tratta. Pallone adesso che viene giocato dalla difesa del Portogruaro, non trova però Zentilina, ancora Cocco, e Cocco che da quando è retrocessa a centrale di centrocampo ha avuto spesso il pallone tra i piedi e si è trovato spesso a impostare. Intervento di Battagliotto su la nuova entrata Podde, intervento che merita il cartellino giallo. Fallo al centrocampo di Battagliotto, al centrocampo di Battagliotto, che ha fermato un'azione che però si stava sviluppando sulla destra. Fallo evitabile, si era lontani dalla porta di Comacchio. La giornata si completerà con, come abbiamo detto, Spalle Torre. Sarà importante vedere il risultato di questa partita per le ragazze di Moreno Tomasello, ma anche Cortefranca Brixenobi sarà uno scontro al vertice molto importante. Cortefranca e Brixenobi che per una casualità sono le ultime due formazioni che si sono presentate qui in Riva Lemene a Portogruaro, entrambe uscite con una vittoria dal Mecchia. Trento-Venezia è un'altra partita interessante. Unterland-Damen Vittorio Veneto, invece un testa-coda per invece da un lato le parti alte della classifica, dall'altro staccarsi dal gruppo salvezza. Ecco ancora Piras, anche Piras ha avuto molto spesso il pallone tra i piedi sulla destra in questo secondo tempo. Liscia qui l'intervento, la centrale dell'Atletico di Oristano, prova a rincorrere Feletti e pallone che rimane in campo. Feletti contro numero 18, nella fattispecie Farris si becca una spallata al numero 18 Farris, giudicata regolare da parte del direttore di gara. Protesta Feletti. E nel frattempo altro cambio quando siamo ormai al 43esimo. Entra il numero 32 Belloi. Entra il numero 32 Francesca Belloi, classe 2005. Molti cambi in questo secondo tempo e anche questo ha influito sull'abbassarsi del ritmo in campo e anche molte proteste, gara che si sta innervosendo in questi ultimi minuti, soprattutto sul fronte del Portogruaro femminile, con diverse proteste per alcune decisioni del direttore di gara. Lancio qui di Scudeller, non trova nessuno al centro dell'attacco, Nodale non riesce a controllare, non è recuperato allora dal centrocampo dell'Atletico di Oristano, che prova ad avanzare. Scudeller in possesso del pallone, non riesce a tenerlo in campo, rimessa laterale, manca un minuto, vedremo se ci sarà recupero da parte del direttore di gara, signor, ricordiamolo, Marco Zini di Udine. Nelle
fasi salienti della partita è stato sicuro nell'assegnare il penalty. Qualche protesta per il fuorigioco nel gol del 4-2 da parte di Scalas, che di fatto ha chiuso la partita. Qualche protesta da parte delle locali per una presunta posizione di fuorigioco. Proprio in profondità, allora per Piemonte, vediamo, fa battaglia con proprio la nuova entrata, la numero 32, Belloi. Ecco Piemonte, vediamo se riesce a difendere il pallone, sarà rimessa laterale. Scade in questo momento il 45esimo. Direttore di gara che ha il fischietto in bocca, probabilmente farà giocare quest'ultima azione e poi decreterà la fine della contesa. Anzi no, ha decretato 2 minuti di... Vediamo, 5 minuti di recupero, 5 minuti di recupero comunicati ora. 5 come i gol dell'Oristano. 5 minuti di recupero, sembrava inizialmente che non volesse dare il recupero perché aveva il fischietto in bocca, però evidentemente era per segnalare un fallo all'interno del campo. Un cammino, quello dell'Atletico di Oristano, che fuori casa finora è stato leggermente meno brillante rispetto a quello in casa. Ricordiamo che fuori casa ha pareggiato 4-4 con il Letore nella prima giornata di campionato, sempre fuori casa ha perso 1-0 con il Venezia, mentre in casa ha sempre vinto 4-2 con il Vittorio Veneto, 3-1 con la SPAL. Dunque prima vittoria fuori casa per le ragazze di mister Avellino, che salgono a 10 punti e adesso avranno un curioso incrocio, come abbiamo detto, tra Veneto e Trentino, con appunto Trento, Padova e Unterland, e poi anche Cortefranca. Nel frattempo calcio d'angolo per l'Oristano, che chiude in avanti questa partita. E tra l'altro affolla anche l'area del Portogallo con tante giocatrici. Pallone per numero 13, si protesta per un tocco di mano, stavolta viene assegnato tocco di mano della numero 13 Senes. Stavolta si è assegnato da parte dell'arbitro. Calcio di punizione e partita che negli ultimi minuti ha perso un po' di smalto. Purtroppo non c'è stata una reazione del Portogruaro al gol di Mattana del 3-2, come c'era stato invece nel primo tempo. Battagliotto non è riuscita a dare una scossa lì sulla sinistra. Il gioco che si è fermato ancora, molto spezzettata la gara in questo finale, e a questo si devono anche i 5 minuti di punto recupero assegnati dall'arbitro, nonostante un passivo così largo, così ampio. Portogruaro che torna a subire gol, e ci vorrà un lavoro da parte di Moreno Tomasello anche su questo fondamentale. Ma ricordiamo che non si tratta solamente appunto di un discorso di reparto difensivo, quanto di equilibri di squadra che vanno trovati. Appunto il nuovo allenatore è arrivato da poco, ha avuto solamente a disposizione 2 partite, questa è la terza partita per Moreno Tomasello, che appunto anche oggi abbiamo visto sta sperimentando diversi moduli. Abbiamo visto 4-2-1-3, 4-2-4, e nel frattempo ammonizione che per la numero 22 Pod, situazione speculare rispetto a quella avvenuta prima quando Battagliotto era intervenuta. Stavolta è Pod a intervenire su Battagliotto. Sembrerebbe un regolamento di conti, tant'è che vengono invertiti gli esterni. Pod va dalla parte opposta, Filippo torna a destra. E dunque appunto si tratta di una questione di equilibri di squadra che vanno trovati per il Portogallo femminile, come è normale che sia. Non è facile entrare a stagione in corso, però una vittoria nella prossima partita contro appunto il Lettori per il Portogallo potrebbe essere un collante
anche magari il recupero di alcune giocatrici come Gasci, che oggi per esempio non era presente nemmeno Chiarotta, e altre non erano al massimo, anche la stessa Battagliotto per esempio non è partita dal primo minuto. Attenzione, momento di tensione in campo, macchiato questo finale, finisce con la partita, macchiato questo finale da alcuni episodi di nervosismo al centro del campo, partita che termina dunque sul passivo per il Portogallo di 5-2, Atletico Oristano che dunque vince, passa al Mechia con pieno merito nel secondo tempo, ha avuto l'occasione di segnare subito dopo il pareggio del Portogruaro con il rigore di Mattana, che ha cambiato le sorti della partita, che stavano volgendo verso quelle del Portogruaro, e dunque prima appunto il gol di Mattana su rigore, poi il 4-2 della neoentrata Scalas su posizione giudicata regolare dall'arbitro, e difesa del Portogruaro che non ha chiuso un lancio in profondità. 5-2 finale, sempre di Mattana, e dunque Portogruaro che adesso sarà impegnato la settimana prossima contro il Lettori, come abbiamo detto, partita importantissima, e adesso Atletico Oristano che se la vedrà con il Trento l'11 di febbraio. Da Davide Gasparotto è tutto, non mi resta che augurarvi buona domenica e darvi appuntamento alla prossima partita. Buona domenica.